grazie a Confcooperative per questa iniziativa, perché da una parte mette come dire, in atto quello che noi abbiamo elaborato in questo periodo, in questi mesi, che sono quelli che si separano dal momento in cui abbiamo iniziato a lavorare sul piano di fattibilità del distretto culturale, perché ci siamo raccontati alcune delle soluzioni possibili per sostenere l'economia di questo territorio per il tramite della cultura. Ecco, questo progetto è, come dire, nella sua essenza la rappresentazione di quello che, o di un pezzo di quello che il nostro progetto del distretto culturale prevede. E quindi già questa è una, come dire, dà una risposta alle tante sollecitazioni che ci sono arrivate rispetto a cosa serve il distretto culturale. La risposta è questa, a fare una di queste cose. E tra l'altro è utile capire che proprio il modello del distretto non prevede la creazione di un soggetto che deve come dire, assommare a sé le risorse, le attività, eccetera, eccetera. Il valore del distretto è che chi aderisce al progetto si pensa, si realizza e rende operativo un progetto che è coerente con quello che abbiamo scritto nel piano di fattibilità, ma ognuno lo fa in autonomia. Quindi non c'è, giusto per capire, c'è la rincorsa al carrozzone dove tutti quanti si vogliono buttare dentro perché chissà cosa c'è da fare, chissà quanti soldi prendiamo e quanti compiti ci sono. Non c'è nessun compenso, ci sono idee che abbiamo condiviso e ognuno, come in questo caso Confcooperative e ne altri che lo faranno, ha deciso di seguire. Devo dire che tra l'altro è un progetto che si allinea dal punto di vista della strategia del turismo, direi moltissimo rispetto a quelle che sono per esempio le strategie che oggi la Regione Sardegna ha dichiarato, che le abbia realizzato è un'altra questione, le ha dichiarate però, e quindi progetti di destagionalizzazione che sono una storia che conosciamo a memoria, ma che in questo territorio per esempio si caratterizzano e si concretizzano attraverso lo stesso progetto del distretto, dicendo che Nuoro e il Nuorese, le zone del Nuorese sono importanti dal punto di vista dell'attrazione perché il loro valore culturale può essere un motivo per far muovere le persone e farle venire qua. Che vuol dire che poi abbiamo delle ricadute di natura economica evidentemente. Diventa un modo per attirare un turismo che va ben al di là dei nostri confini territoriali, che va al di là dei confini territoriali regionali e direi anche nazionali, perché questa è una proposta, soprattutto quella culturale, che ha grande appeal e grande interesse da parte dei visitatori stranieri e che è un pezzo di n altri elementi che ci possono caratterizzare in questo territorio per raccontare che fuori dal periodo balneare la Sardegna ha altre cose da raccontare, che è una storia che conosciamo a memoria perché ce la ripetiamo da 30 anni e iniziare a farle vuol dire, è uno dei passaggi fondamentali. Poi la Camera di Commercio in questo caso è anche parte dell'iniziativa perché Confcooperative si è giudicata un bando che entrava nell'ambito dell'attività promozionale della Camera di Commercio, quindi abbiamo messo a reddito delle risorse della Camera di Commercio che vengono realizzate in maniera coerente rispetto a un progetto della Camera di Commercio, quindi per noi dal nostro punto di vista l'incastro e l'incrocio è direi perfetto. E finisco qui, nel senso che il mio augurio è di buon lavoro, sono curioso di vedere poi, sono curioso di capire chi c'è, chi arriva e chi sarà presente nello svolgimento di questa iniziativa, che 30 operatori non cambiano le sorti del Morese, ma i modelli come questo, che giustamente come ha raccontato chi mi ha preceduto, hanno un grande valore se sono replicabili. Lo dico per esempio perché, come ho detto fra le righe, nel ragionare del distretto culturale e anche dei progetti sui tavoli di sviluppo della regione che sono tenuti in provincia, l'eccezione che veniva mossa al distretto è che era limitata a un distretto e quindi si pensava di trasformare la provincia in un distretto. Sì, in realtà non si possono trasformare le province in distretti, bisogna replicare i distretti all'interno della provincia, che è una cosa diversa, e quindi è un modello in cui, siccome l'omogeneità dell'area territoriale è un fattore dominante, cioè queste cose si fanno in un'area dove ci sono caratteristiche omogenee, ci sono tante aree della nostra provincia e della nostra regione che hanno spesso delle caratteristiche omogenee e quindi il modello va solamente replicato e vanno create più opportunità perché la capacità di attrazione della regione è funzione di quante di queste iniziative ci sono. Farle da soli o essere gli unici a farlo si continua a rimanere da soli. Lo dico tra le righe per quanto riguarda il nostro esempio dell'autunno in Barbagia, che è un bellissimo esempio, e sono ben contento se nel Sulcis fanno
la manifestazione del primavera nel Sulcis, che come dice si fa concorrenza, ben venga la concorrenza, vuol dire che anziché distribuirci fra sardi le cose che facciamo, gliele raccontiamo in maniera molto più strutturata a quelli che non sono sardi, magari anche gli stranieri, quindi la capacità del nostro territorio di fare le cose ben venga se siamo in grado di emularci, anzi forse normalmente una delle cose che non sappiamo fare è che ognuno pensa di doverselo fare da soli, ed è una delle sorti che ci ha legato talvolta in qualche anno, quindi ho finito perché ci ha parlato fin troppo.